Ciao ragazzi! Ciao! Oggi siamo in pieno Cadore. Precisamente al Rifugio Galassi, dietro di noi. Che è questo qui. Allora, siamo saliti da San Vito di Cadore, siamo passati per il Rifugio Scotter e siamo arrivati a Forcella Piccola, poi siamo scesi al Rifugio Galassi. Un'escursione com'è? No, l'escursione è molto bella. Oggi purtroppo insomma il meteo non è stato clemente con noi perché insomma alla fine è sempre stato così nuvoloso, un po' velato, quindi insomma la maggior parte delle cime, anche l'antelacqua dietro di noi è rimasto sempre incappucciato, però alla fine ce la siamo goduta, abbiamo mangiato dei piatti deliziosi al rifugio. Ma il posto è splendido, è un'escursione esatto che può essere fatta come prima escursione o come escursione ricorrente, ma anche come allenamento volendo. Non è banale, ci sono sempre quei 1100 metri di dislivello da fare, inclusa una piccola risalita dalla Forcella poi per tornare indietro. Anche per i ripeti in alcuni tratti. Sì, bisogna risalire anche un pochino un torrentello in secca, ma non anticipiamo molto altro. Infatti, guardate il video. Esatto, a tra poco. Ciao. Ciao. Primo obiettivo è il Rifugio Scotter. Ciao! Ragazzi, per la salita abbiamo scelto il sentiero numero 228, è una stradina comoda che porta al Rifugio Scotter, però tira già un pochino. Quindi continuiamo e poi ci saranno dei tornantini. Ecco, questa è la tipologia. Sarà da divertirsi in discesa qua. Qua in discesa, bisogna stare attenti alle piogge. Infatti. Però dai, oggi non sono previste perché insomma. È tutto così, adesso continuiamo. Si sale qua, tira abbastanza. Ed eccoci qua, ricongiunti con il traverso, insomma. Adesso andiamo per di qua. Ci siamo? Ci siamo, caldo e caldo. Maglietta, sole. Poco, sale poco. All'incirca. Andiamo, la salita è buona. È bella tosta. Continuiamo verso Forcella Piccola, dai, chissà che si apre un pochino. Ragazzi, siamo all'ultimo tornante, Wow, Che bello. qua anche se parte nell'Antelaue tra le nubi è splendido comunque. Thinking it's time to shine, making it all I want is you.
lì il rifugio Galassi. Questa è una discesa, si scende quasi un centinaio di metri dalla Forcella, un'ottantina, novantina. In poi saranno da fare nuovamente in salita per ritornare a San Vito. Il rifugio è comunque una bellissima posizione. Arrivati! Eccoli! Ragazzi, un breve accenno alla storia del Rifugio Galassi, perché l'edificio è piuttosto antico. Viene costruito nel 1905 come ricovero militare per gli addestramenti alpinistici delle truppe alpine. Poi negli anni successivi ovviamente va incontro a tutte le vicissitudini della guerra e degli anni che seguono. Dal 1970 però in poi viene dato in gestione al CAI di Mestre, o meglio ai gruppi di volontari che ogni estate a partire dal 1970 appunto salgono al Rifugio Galassi e con turni settimanali ne garantiscono l'apertura e il completo funzionamento. Il rifugio è davvero molto grande, ci sono camere, camerate e molte strutture, è stato anche costruito qui dietro un bivacco, appunto il bivacco Lino Ragazzo, anche recentissimamente. C'è addirittura una pista da bocce, ma oltretutto è un rifugio molto vitale, ci sono molti giovani che ci lavorano anche come volontari appunto e si organizzano anche eventi anche molto belli. La scorsa settimana mi sembra ci sia stato anche addirittura per esempio un convegno sull'acqua, per cui un posto davvero eccezionale. Inoltre il luogo è magnifico, oggi non siamo premiati dal meteo, siamo tra le nubi, ma generalmente è un posto davvero splendido. Dichiarazioni da rifugio? Stiamo aspettando il pranzetto. Intanto abbiamo le nostre bibite, un'aranciata, per me una birra per te. Stiamo aspettando anche qualche occhiata di sole magari. Però si sta bene. Adesso si mangia. E adesso per ritornare occorre salire nuovamente fino lì su in Forcella. Ragazzi, rimanete ancora un pochino con noi perché scenderemo per l'altro sentiero, la stradina che sta più vicina all'Antelao, e un po' di sole, apertura permettendo, chissà che non vediamo scorci molto belli davvero sempre verso l'Antelao. I get the vibe that you're distant. There's something about you that's different. I see it in your eyes. Something isn't right. Tell me again what I'm missing. 'Cause you're fading out. We've been here before. Tell me again, just tell me again, and I'll make it right. Don't go through that door. Tell me again, just tell me again, and I'll make it right. It is a lie when you tell me that nothing is wrong, just leave it be. But I see it in your eyes. Something isn't right. Tell me again what I'm missing. 'Cause you're fading out. We've been here before. Tell me again, just tell me again, and I'll make it right. Discesa si va meglio, Più o meno, dai, perché bisogna comunque stare attenti, insomma, a non scivolare. Su questo ghiaino, infatti, oppure anche pietre più grandi, però insomma sì, però sicuramente un pochino meno faticosa.
E adesso andiamo a Rifugio Scotter. Caffettino? Caffettino, magari anche una fetta di dolce, vediamo cosa hanno. Dai, qualche raggio di sole. Adesso è uscito un po' timido, chissà che si apre anche un pochino verso Dante Lao lì. We've been here before. Tell me again, just tell me again, and I'll make it right. Don't go through that door. Tell me again, just tell me. Siamo alla pausa cappuccino, torta al grano saraceno e caffè doppio. E caffè. Sì. Caffè con la vista su Dante Lao, che vabbè dai, un pochino si sta intanto riaprendo. La vallata di San Vito, bellissima. Ragazzi, abbiamo concluso anche questa escursione. Adesso siamo al Rifugio Scotter per una pausa caffè. Beh, fra poco in realtà cominceremo la discesa da qui in giù fino a San Vito. Proveremo se è possibile a fare la stradina che scende con belle viste, sempre sole, nubi permettendo, verso l'Ante Lao, anche perché anche in questo caso, come tutte le uscite con tempo magari incerto, si sta rasserenando proprio verso il ritorno, per cui Vabbè, sempre così. prendiamo tutto quello che arriva e niente, noi con questo quindi vi diamo appuntamento. Al nostro prossimo video, Se vi è piaciuto questo video magari, metteteci un mi piace. e se vi fa piacere iscrivetevi al nostro canale e noi ci vediamo la prossima volta insieme a noi. Ciao, buona montagna! Buona montagna! Heartbeats all is silence, darkness in the Ma questa salita al Galassi com'era alla fine? No, è molto bellina. Insomma, è impegnativa un pochino perché c'è tanto dislivello, c'è un trattino abbastanza ripido, però vale la pena. Insomma, poi insomma, se si è fortunati ad andarci in una giornata bella soleggiata è bellissimo. Insomma, cioè, sei sempre nel cuore di queste meravigliose Dolomiti, qua abbiamo Monte Lao, insomma, davanti si spera il Pelmo, insomma, Proda da Lago, insomma, molto bello. Consigliata? Sì, assolutamente sì. Poi ci sono diversi rifugi che si passano, Scotter, poi ovviamente Galassia. Poi se uno vuole allungare ancora un pochino c'è il rifugio San Marco che però insomma è dall'altra parte, quindi insomma molto bello. beginning